Ciao, sono Luca Zampar della compagnia Rerea e stasera va in scena Mahatmas. Mahatmas è un termine che viene dall'indiano antico e che descrive il saggio. Abbiamo fatto parecchie cose nella nostra vita, quindi siamo un po' i saggi della danza, no? E questo è il titolo dello spettacolo. È uno spettacolo ispirato ai fumetti e ai supereroi. Abbiamo fatto un parallelismo tra i supereroi dei fumetti e i danzatori. Cosa fanno i supereroi quando perdono i poteri e vanno in pensione? Così ci siamo chiesti, i danzatori, arrivati alla fine carriera, cosa entra in gioco, cosa succede, cosa fanno? Ciao a tutti, sono Roberto Cocconi, sono direttore artistico della compagnia Rerea insieme a Marta Bevilacqua. La compagnia Rerea è una compagnia che ha ormai 30 anni di vita e ci siamo formati negli anni 90 fino ad arrivare adesso che siamo finanziati dal Ministero e anche dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Questo che vedete è lo studio e qui dove facciamo anche alcuni spettacoli grazie a ERT che ci sostiene in questa attività. Proponiamo al pubblico una rassegna che si chiama Off Label. Lo spettacolo che faremo stasera si chiama Mahatmas ed è una coproduzione italo-tedesca, compagnia Rerea e compagnia Substanz di Dresda. I coreografi e i danzatori sono Massimo Gerardi, Substanz, Luca Zampar, Aria Rea e io medesimo, Roberto Cocconi, Aria Rea. Questa coproduzione, come detto, è tra Rerea e Substanz, e Substanz è una diciamo project company che ho fondato nel 2013 a Dresda. Ci siamo chiesti, i danzatori, arrivati alla fine carriera, cosa entra in gioco, cosa succede, cosa fanno? Camuffano, cercano di trovare dei limiti e di sfruttarli ovviamente. E da lì nasce ironicamente il desiderio di raggiungere quei superpoteri che avevi da giovane, prestanti e atletici, per poi trasformarli in qualche modo. Ci vediamo in scena.